Eder. Mac Pallister. Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic e unico indagato nell'inchiesta relativa alla sua morte, è tornato a parlare dopo un lungo silenzio mediatico. Raggiunto dai giornalisti mentre percorreva in bicicletta le strade della Slovenia, ha voluto respingere con determinazione le accuse che da mesi lo coinvolgono nella tragica fine della moglie. «Non ho niente a che fare con la morte di Liliana», ha dichiarato con fermezza, ribadendo ancora una volta la propria estraneità ai fatti. Visintin ha spiegato che, per cercare un minimo di serenità in una quotidianità ormai profondamente segnata, ha fatto della bicicletta un rifugio. «Cammino molto in bici», ha raccontato, «vado tutti i giorni per rilassarmi e non pensare a nulla. Cerco di continuare la mia vita come sempre». Tuttavia, la difficoltà di vivere sotto i riflettori dell'opinione pubblica è palpabile. Non è facile vedersi additato su tutte le testate televisive come quello che ha assassinato la moglie, ha aggiunto con amarezza. Una pressione mediatica che, secondo lui, ha contribuito alla decisione di interrompere i rapporti con i media. Ecco perché ho deciso, tranne a voi naturalmente e pochi altri, di non rilasciare più interviste. Nel corso della breve conversazione, l'attenzione si è poi spostata sugli ultimi sviluppi dell'indagine, in particolare sul contenuto della perizia coordinata dalla professoressa Cristina Cattaneo e depositata nelle scorse settimane. Visintin ha preferito non esprimersi direttamente su quanto emerso da quel documento, limitandosi a sottolineare: «Posso dire solo che in questa fase delle indagini è necessario fare lavorare gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che mi seguono da sempre». Una risposta che evidenzia la volontà di lasciare ogni valutazione tecnica agli esperti legali che lo difendono, evitando commenti che potrebbero essere interpretati in modo distorto. Uno dei punti più discussi dell'inchiesta riguarda il recente sequestro di numerosi coltelli avvenuto presso l'abitazione di Visintin. L'uomo ha cercato di fare chiarezza sull'accaduto, precisando che si tratta per la maggior parte di utensili legati alla sua attività professionale. «Ho regalato decine di coltelli a tante persone», ha spiegato, indicando che sarebbe stato proprio uno di questi destinatari, un professionista toscano, a contattare la questura e riferire di aver ricevuto in dono uno di quegli oggetti. Interpellato sul perché di un sequestro così massiccio, Visintin ha osservato: «Questo non lo sa nessuno. Avranno i loro motivi». E ha aggiunto un dettaglio non irrilevante: «Sono coltelli di 3 anni e mezzo fa che io ritiravo per lavoro». Coltelli che si consumano, si rompono, si perdono. Secondo quanto riferito, oltre 1 migliaio di coltelli sono stati portati via dalle autorità nel corso delle operazioni, una quantità che Visintin ha definito incredibile e che a suo dire non rappresenta neppure il suo patrimonio personale. «La maggior parte di questi coltelli non è roba mia, ma dei ristoranti», ha spiegato, riferendosi alla clientela per la quale si occupava di manutenzione e fornitura. «Ho dovuto ricomprare i coltelli nuovi a questi clienti. Ho speso un sacco di soldi per ricomprarli. Chissà quando me li ridaranno». Una vicenda che, anche se apparentemente distante dalla dinamica dell'omicidio, si è inserita a pieno titolo nell'indagine, contribuendo ad alimentare ulteriori dubbi e interrogativi. Allo stato attuale delle cose, Sebastiano Visintin continua a essere l'unico indagato per la morte di Liliana Resinovic, la cui scomparsa risale al dicembre 2021. L'esito della consulenza tecnica collegiale affidata lo scorso 26 gennaio 2024 dalla sostituta procuratrice Maddalena Kergia a un'equipe di esperti composta dalla professoressa Cristina Cattaneo, medico legale, dal professor Biagio Eugenio Leone, anatomopatologo, dal professor Stefano Vanin, entomologo forense, e dal dottor Stefano Tambuzzi, medico legale, non ha ancora chiarito molti dei nodi irrisolti della vicenda. Tra le poche certezze emerse in modo abbastanza netto c'è quella relativa all'epoca della morte. Secondo quanto rilevato anche attraverso la TAC, Liliana sarebbe deceduta in un arco temporale molto ravvicinato rispetto alla data del ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 5 gennaio 2022 nei pressi dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Tuttavia, restano ancora molte le domande senza risposta. Le circostanze del decesso, le modalità con cui il corpo è stato collocato in quella zona, l'eventuale coinvolgimento di terzi e il reale ruolo, se ve ne fu, del marito nel corso delle ultime ore di vita della donna. L'inchiesta
sebbene ormai avviata da più di 2 anni, è ancora in corso e segnata da un elevato livello di complessità, sia dal punto di vista investigativo che tecnico-scientifico. I risultati della perizia, infatti, non sembrano essere stati risolutivi e anzi avrebbero aperto ulteriori piste interpretative, rendendo ancora più delicata la posizione di Visintin, che però continua a proclamarsi innocente e a chiedere il rispetto della propria privacy e dignità, in attesa che la verità emerga dai fatti e non dalle ipotesi. La madre di Denisa è indagata? Indubbiamente, a fronte della divulgazione del comunicato stampa da parte della Procura di Prato, non possiamo, insomma, non confermare questa circostanza. Sì, L'accusa è false dichiarazioni. sembrerebbe di sì. Io gli ho chiesto come sono con queste bande, perché io non li capisco, come fanno a rapirli, come fanno. Ho chiesto dei dettagli, come si fa a rapire una persona. Non nascondo proprio niente, nascondo. Denisa non si è mai conosciuto con questa persona, non conosce nemmeno da me. Ci parlo io sul Facebook con questa persona, ma Denisa non lo sa chi è questa persona, non l'ha mai conosciuto, né lui a lei né lei a lui. Ma questo noto avvocato calabrese conosceva Denisa? Assolutamente no. Allora, l'unico elemento di verosimiglianza è il seguente. Io sono un avvocato, e questo è verissimo, sono un grande amico della madre di Denisa, di Cristina, e quindi la signora mi chiamava perché voleva in qualche modo che assumessi stato, cioè qua dico l'esatta verità. Purtroppo un po' per la stanchezza che avevo dal lavoro, quindi lì per lì non ho dato peso alla cosa, cioè pensavo che la trovassero. Poi io ho avuto molti casi di donne che hanno subito vittime di violenza, le ho fatte risarcire, cioè ho difeso molte parti civili, ma sono proprio dall'altra parte, non dalla parte di eventuali sequestratori, cioè dalla parte della tutela delle donne. A me, per quello che le posso dire, per quello che è il mio sentimento, mi dispiace tantissimo per Cristina, perché secondo me è una madre che sta soffrendo, è una madre che va aiutata, è una madre che ha un dolore. E mi dispiace perché secondo me lei non nasconde nessuno. Mi dispiace vedere che è indagata per false informazioni, perché secondo me non ne ha date. Anzi, io le ho suggerito, siccome hai dei limiti linguistici, fai in modo che ti venga nominato un interprete. Io le posso dire che a Prato non ci sono mai stato, ecco. Né sono in contatto con gruppi di rumeni che possono garantirmi la liberazione. Può essere che è viva, può essere che è morta, può essere che è in qualche modo, ma io ti assicuro che non è morta. È sicuro, per stare io bene, mi ha detto che non è morta, stai tranquilla. Mi diceva di stare tranquilla, perché vedeva che io piangevo, mi sentiva piangendo e ha detto di stare tranquilla che non è morta. L'ho lasciata ventilare questa ipotesi, capisce che se io le avessi detto no, non è valida, altre cose, lei avrebbe pensato che sua figlia è morta, quindi io per sensibilità l'ho lasciata parlare, ho detto sì, va bene, così, ho cercato di annuire, però sì, io gli ho detto non ti preoccupare che la ritroviamo, cioè che non si ritroverà, cioè ma è un augurio. Ho letto anche che è stato sequestrato un cellulare sul quale parlavamo privatamente, io non ho mai parlato privatamente né con nascondigli né con altre cose, assolutamente. Ma non è normale, se mi spavento di queste cose che mi succedono adesso. Che c'entra questo uomo che ha parlato con me? Che c'entra? Pure io, pure lui, non ci abbiamo nessuna colpa. Non nascondo niente, ho detto tutto quello che sapevo di mia figlia. Che c'entra questo adesso che io ho fatto una conversazione tra me e lui? Nel residence ci sono telecamere? Sono finte, quelle telecamere sono finte. Preferivano andare come io, preferivamo andare in altro residence. Sì. È capitato qualche tempo fa che comunque, con il fatto che dicevano che le telecamere non funzionano da 2 mesi, eccetera, ultimamente anche da alcune mie amiche che mi hanno detto che ci sono state diverse rapine. Che venivano a rapinare o una banda di albanesi o balordi o italiani, venivano a rapinare le ragazze. Questo succede. Comunque uno vede quante ragazze ci sono lì, uno le va a curare, certo. Cioè si spaccia come cliente, vede com'è la situazione, eccetera. Quando tu esci, perché comunque lì il portone del residence proprio, lì rimane sempre aperto. Vedevi anche la gente che passeggiava giù, eccetera, proprio tutta gentaglia. Loro, quando ha visto che lei andava a buttare la mondezza, loro dopo lei, piano piano, fino là, sono fermati proprio vicino a lei e poi è ritornato indietro, loro sempre dopo lei è salita sulle scale
sono saliti pure loro e loro sono venuti, si hanno fermato proprio davanti a porta sua. Sono stati, ha guardato finché ha girato la chiave, ha aperto e è entrata dentro e dopo lei ha chiuso la porta, loro non lo sa dove sono andati perché lei non è uscita più. Io ho chiesto che età avevano, ha detto che avevano una quarantina di anni, sicuramente sì. Nella porta non c'è neanche lo spioncino, Cioè uno lo vede dallo spioncino oppure vede uno che passa eccetera e devi per forza aprire la porta. Voleva fare il furbo e voleva fare rapporti scoperti con lei senza che lei se ne accorgesse. Lei se ne è accorta subito e insomma gli ha dato una spinta a qualcosa, un calcio, l'ha tirato via e l'ha buttato fuori. A Genova prosegue il processo per l'omicidio di Nada Cella, la giovane di 25 anni uccisa brutalmente il 6 maggio 1996 all'interno di uno studio di commercialisti a Chiavari. Si tratta di un cold case rimasto irrisolto per quasi 30 anni e riaperto nel 2021 grazie a nuovi elementi investigativi. Al centro del procedimento giudiziario c'è Anna Lucia Cecere, ex insegnante ed ex candidata politica, accusata di essere l'autrice materiale del delitto. Assieme a lei, nel banco degli imputati, figura anche Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, che deve rispondere delle accuse di favoreggiamento e di false dichiarazioni rese agli inquirenti. Nel corso della recente udienza sono stati ascoltati 3 testimoni chiave della pubblica accusa: il medico legale Francesco Ventura, la dirigente della Polizia Scientifica di Roma Daniela Scimmi e l'esperto informatico Mattia Epifani. Le loro testimonianze hanno contribuito a restituire un quadro ancora più crudo e inquietante delle modalità con cui Nada venne uccisa e a sollevare ulteriori interrogativi sul ruolo dei soggetti coinvolti. Il professor Ventura ha illustrato le conclusioni tratte dall'analisi dei documenti autoptici originari, sottolineando con fermezza la violenza e la ripetitività dell'attacco. Secondo il medico legale, le numerose macchie di sangue rinvenute negli angoli e dietro i mobili della stanza sono indicative della ferocia dell'aggressione. Un'azione estesa e aggressiva, caratterizzata da colpi ripetuti e brutali alla testa, che hanno determinato il decesso della giovane. Le foto dell'epoca, mostrate in aula, rafforzano questa visione. Una delle immagini mostra una macchia di sangue a raggiera, ritenuta coerente con una serie di colpi inferti alla testa con un oggetto contundente. Ventura ha parlato di almeno una decina di colpi, sferrati con forza e intenzione, presumibilmente mentre la vittima si trovava supina, già a terra. Il medico ha ipotizzato anche una dinamica in 2 fasi, un'aggressione iniziale rapida e improvvisa e una seconda fase in cui l'assalitore ha infierito mortalmente mentre la ragazza era già caduta. A rafforzare la tesi dell'aggressione feroce ci sono anche lesioni compatibili con ferite da difesa, riscontrate sugli arti superiori e nella regione dorsale della vittima, segno che Nada ha cercato di difendersi fino all'ultimo. La parola è poi passata a Daniela Scimmi, direttore tecnico biologo della Polizia Scientifica di Roma. La dirigente ha evidenziato i limiti dell'inchiesta dal punto di vista tecnico-scientifico, affermando che non esiste una pistola fumante in questo caso. L'arma del delitto non è mai stata ritrovata, anche se l'ipotesi più accreditata è che l'omicidio sia stato compiuto con un oggetto contundente presente nello studio, una pinzatrice ad esempio, che dopo l'omicidio non risultava più tra gli oggetti dell'ufficio, oppure un portaombrelli che, secondo quanto emerso, presentava alcune macchie, ma potrebbe essere stato lavato prima di essere ritrovato, alcuni giorni dopo, in cucina. Scimmi ha anche sollevato una questione rilevante dal punto di vista probatorio. Molti dei reperti sequestrati nel 1996 non sono stati ritrovati quando il caso è stato riaperto nel 2021. In particolare, la dirigente ha spiegato che nel set di oggetti da scrivania appartenenti a Soracco e restituiti nel 1997 mancavano alcuni elementi chiave, come un fermacarte in onice che, secondo l'accusa, sarebbe stato usato per colpire Nada. Questo oggetto venne ritrovato dopo il delitto in un armadietto nella stanza della segretaria, apparentemente senza alcuna impronta, dettaglio che ha insospettito gli inquirenti. Del fermacarte non c'è più traccia. Nel 2021, quando la polizia ha richiesto di rianalizzare l'intero set, sono stati consegnati solo un portapenne quadrato e un posacenere. Le scatole che avrebbero dovuto contenere il fermacarte e altri oggetti risultavano vuote,
nonostante fossero indicati nella lista ufficiale. Sul fronte delle analisi genetiche, Shimmy ha riferito che nel 2021 furono trovate tracce di DNA sulla camicetta di Nada e su una sedia. Tali tracce non erano attribuibili esclusivamente alla vittima, ma a causa della scarsa qualità del materiale genetico non è stato possibile identificare con certezza un secondo soggetto. Il cromosoma Y non è stato rilevato, ma questo non consente comunque di affermare con sicurezza che si trattasse del DNA di una donna. Inoltre, ha precisato Shimmy, non si può escludere che le tracce siano state inquinate dai soccorritori o da altre persone intervenute sulla scena. Ha chiuso la serie di testimonianze l'esperto informatico Mattia Epifani, incaricato di analizzare l'attività del computer presente nello studio del commercialista Soracco utilizzato da Nada. Epifani ha riferito che l'accesso al PC alle 7:50 del mattino del 6 maggio 1996, giorno dell'omicidio, risulta anomalo rispetto al consueto orario di inizio delle attività della ragazza, che abitualmente accendeva il computer attorno alle 9. Questo dettaglio apre la strada a nuove ipotesi investigative, suggerendo che qualcuno possa aver avuto accesso al dispositivo prima dell'arrivo della vittima, oppure che Nada stessa sia stata costretta ad accedervi anticipatamente, in un contesto già carico di tensione. Il processo, che sta entrando sempre più nel vivo, si presenta complesso e ricco di elementi controversi, con un impianto probatorio che deve fare i conti con la scarsità di reperti materiali, la lunga distanza temporale dai fatti e le numerose omissioni e anomalie riscontrate nella gestione iniziale del caso. La pubblico ministero Gabriella Dotto continua a sostenere con determinazione l'accusa, mentre la difesa punta a smontare la credibilità degli elementi presentati. Il cold case di Nada Cella, a quasi 30 anni di distanza, continua a far emergere una verità che si è lasciata dietro troppe ombre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.